questa volta 3, però giustamente ne parliamo di una alla volta, no? Beh, diciamo la verità, 2 in un colpo e una dopo. Oggi parliamo di questi, i Lamium. Lamium Galeopdolon giallo, Lamium purpureus o purpureum o orvala, ce n'è un'infinità. Hanno tutti un odore sgradevole, cioè quando si va a raccogliere, no? Parli con le persone, questa è buona, la rametto in mano, annusano, che porcheria. Sì, purtroppo lo direi anch'io, però quando so che dopo che ho fatto una prima cottura veloce, sempre acqua salata bollente, ve lo ricordate, no? Qualche minuto e butto via quest'acqua e la rimetto assieme ad altre piante, diventa ottima, perché la pianta è buona. Di queste si mangia tutto, fiorellini, foglie, tutto quanto. E chi non si ricorda da bambino, almeno chi ha qualche anno, che si andava a togliere questi fiorellini e si succhiava? Perché le api, quando vanno dentro a prendere il nettare, all'uscita lasciano sempre, no? Dalle ali si stacca qualcosa che si deposita nel fiorellino e noi andavamo a succhiare questa parte dolce. A proposito di api, avete mai fatto caso quando si va a camminare e notiamo le api che vanno nel fiorellino? L'ape va in questo fiorellino, non entra, va in questo, non entra, va in questo, non entra, va in questo ed entra. C'è qualcosa, no? Come mai non entra? Perché non entra? E la natura, per fortuna, è più avanti di noi. Come è strutturato il fiore? Dentro c'è il polline, naturalmente l'ape va dentro, fa il suo lavoro, non ha sindacato l'ape, come le formiche, altro che bonanni e affini. Esce, ma perché esce? Non è che esce perché lei dice sono a posto, ho mangiato a sufficienza, no, perché un'antera la più lunga di queste, quando non c'è più polline, va a battere sulla schiena dell'ape. L'ape prende spavento e se ne va. Ed arriva l'altra ape, quelle che abbiamo detto che non entra. E non entra perché? Perché quest'antera che avete visto rimane giù, rimane attaccata giù. Dunque l'ape va lì, non può entrare, non insiste perché la pianta gli dice qui non c'è niente, vai da un altro. Dunque non perde tempo, senza capi o proprietari o padroni che comandano. Lei sa già, la pianta sa già e l'ape ancora di più. E così continua la vita. È quello che noi andavamo a succhiare da bambini.